150 gare organizzate nel 2017 meritano un finale di questo tipo? Ah, ma senz'altro, guarda, è stata una stagione ricca, una stagione per certi versi che ci ha dato dei risultati e ci ha fatto vivere grandi emozioni, per certi versi forse anche inaspettate. Hai detto bene, 150 gare, ma non solo. Tanti tesserati, un grande entusiasmo generale che sicuramente ci proietta e ci porta verso un 2018 ricco di aspettative. Da Terralba, cuore nell'isola, per permettere davvero a tutti quanti di arrivare. Ma sì, Terralba è una cittadina che da anni ospita la festa del ciclismo, l'amministrazione comunale è ben lieta di ospitarci e noi siamo ben lieti di andare a Terralba, ma come dicevi prima è un punto centrale della Sardegna. Questo consente ai più, sia da quelli che vengono dal nord sia da quelli che arrivano dal sud, con più facilità di poter raggiungere la località, perché questa è una festa di tutti i campioni regionali, quindi tutta la Sardegna intera. E per coloro che hanno il ciclismo nel cuore ma che non possono raggiungere Terralba, il comitato ha pensato bene di raggiungere questi appassionati attraverso la diretta streaming. Ah sì, senz'altro, vi ringrazio voi di Diretta Sport, perché state facendo un grande servizio a sostegno dello sport, non solo attraverso questa cerimonia, ma attraverso anche le riprese e le messe in onda di tutta una serie di gare importanti, sia dell'attività su strada che dell'attività fuori strada, con l'auspicio che le società vi chiamino sempre più spesso e che a tutti sia visibile quello che il comitato regionale sta facendo, quello che è la federazione e quello che sono le società. 2018 invece che cosa vorrebbe, qual è l'obiettivo che vorrebbe raggiungere il comitato regionale? Allora guarda, non si è mai arrivati, l'obiettivo è sempre quello di crescere, dobbiamo migliorarci tutti, le società stanno lavorando tantissimo, noi le stiamo accompagnando in questo percorso di crescita, l'augurio è quello di un 2018 ricco all'insegna dei valori sportivi, dei valori del volontariato, dei valori veri dello sport, e questo vorremmo vivere, ma siamo sicuri che riusciremo a vivere questo. Quella della bici è davvero l'unica catena che ti rende libero. Ma sì, guarda, si dice spesso che una delle prime cose che un bambino gradisce è l'andare in bicicletta, perché la bicicletta in effetti rende liberi. Questo è il simbolo della libertà, bicicletta come libertà. No, appuntamento venerdì e speriamo di avere la compagnia delle diverse autorità che abbiamo invitato, speriamo che la partecipazione sia la più ampia possibile, non solo da parte degli interessati, coloro che dovranno ricevere i premi, ma i dirigenti delle loro società, i familiari, ma anche tutte le altre società che non hanno vinto titoli regionali ma che comunque sono state una parte fondamentale del movimento ciclistico.